Ponte di Nanto, politica immobile. A 3 anni dalla vicenda della rapina alla gioielleria Zancan, lo sfogo dei protagonisti Roberto Zancan e Graziano Stacchio, quest'ultimo, ricordiamo, finito sotto inchiesta per aver sparato e ucciso uno dei rapinatori. Delusione, rabbia per una politica fatta solo di parole, promesse e che a tutt'oggi, nonostante si ripetano casi di cronaca come quello da loro vissuto, non è ancora arrivata ad una legge sulla legittima difesa. Vittime che addirittura sono chiamate a risarcire i loro carnefici. Parole dure che si intrecciano con l'appello dell'altro giorno del sindaco di Lonigo che chiede aiuto allo Stato e alle autorità contro la diffusa criminalità. Lo Stato, i prossimi parlamentari si devono impegnare per dare alle forze dell'ordine tutto ciò che serve per garantire la sicurezza a noi cittadini. Territori esasperati che bussano alle porte dello Stato, si distingue tra micro e macro criminalità, ma per il presidente della regione Veneto Luca Zaia le cose stanno in un solo inequivocabile modo. Non condivido di distinguere la criminalità tra macro e microcriminalità. Se uno ti entra in casa è un criminale, punto e basta. Siamo in un paese nel quale il criminale molto spesso poi ne esce tranquillamente dal carcere, anzi non ci va mai. Siamo un paese nel quale si va a vedere se ha avuto un'infanzia difficile, si capisce se la mamma lo accarezzava oppure no, e alla fine in un paese così siamo nella Repubblica del banane con certificazione.